Ben ritrovati anche dalla nostra pagina veneta del TG di Video Regione. Accanto a me l'ospite di questa sera, Marta Martinuzzi del gruppo per il cambiamento di Portogruaro, con la quale nel corso del notiziario affronteremo tante questioni legate soprattutto ai giovani e al mondo del lavoro. Allora, rientriamo in studio con la nostra ospite Marta Martinuzzi del gruppo per il cambiamento di Portogruaro. Commentando tra l'altro questo servizio appunto per i giovani, ci saranno difficoltà soprattutto per trovare casa, anche gli affitti probabilmente cresceranno e anche in campo lavorativo la situazione non è per nulla facile. No, assolutamente. La problematica che ai giovani oggi di Portogruaro la scelta che hanno davanti è quella di adattarsi a quella che è l'offerta del mercato portoghese oppure andare fuori e cercare quindi lavoro altrove. Il fatto è che comunque adattarsi vuol dire fare lavori per i quali non hanno studiato e non si sono preparati, quindi anche secondo una ricerca Istat che è stata condotta negli ultimi 3 mesi, nell'ultimo trimestre del 2011 solamente le persone di una fascia di età dai 50 ai 70 anni si sono ricollocate nel mondo del lavoro, hanno accettato di svolgere lavori prima svolti da persone extracomunitarie, che quindi non si sta parlando di lavori assolutamente poco dignitosi, ma si parla dell'elettricista, dell'idraulico, del giardiniere, del panettiere, quindi insomma tutti i lavori che un tempo i nostri genitori facevano e che adesso i ragazzi non vogliono più fare. Hanno delle esigenze da soddisfare, delle ambizioni da soddisfare e qua non le possono trovare. Ecco, cosa dovrebbe fare allora la politica locale per cercare di venire incontro, per proporre, per anche rendere appetibile il territorio per l'insediamento di nuove attività? Molto di più si potrebbe fare sviluppando appunto il territorio dal punto di vista delle infrastrutture, se ne è parlato anche nel servizio prima delle infrastrutture, quindi appunto trovandosi Portogruaro su un nodo autostradale ferroviario importante, perché non aprirsi a quelli che sono le potenzialità e quindi lo sviluppo dei mercati dell'est anche qua e non solo, voglio dire, quindi creare delle zone industriali, creare dei poli sorretti di infrastrutture collegati con le ferrovie e con le autostrade in modo tale da creare questo sviluppo territoriale che porta a investimenti e nuovi posti di lavoro. Perfetto, grazie quindi a Marta Martinuzzi del gruppo per il cambiamento di Portogruaro.